Salve a tutti, oggi riprendiamo la storia sociale di Ussana a partire dal 1820, anno in cui veniva emanato l'editto delle chiudende, fino all'unità del Regno d'Italia. Come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, il 6 ottobre del 1820 veniva emanato l'editto delle chiudende, che permetteva ai proprietari e ai comuni di chiudere, come abbiamo visto, a siepe, a muro o a val di fossa, qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana o abbeveraturi. Dunque, liberando i terreni privati dall'uso comunitario e autorizzando i padroni ad ogni tipo di coltivazione, e così nasceva la proprietà perfetta. Ritornando al 1821, Ussana era stata inclusa nella provincia di Cagliari e i soliti baroni detenevano il potere politico ed economico. Per dirla con professor Francesco Carboni, tutto tratto sempre dal mio Ussana nella storia sociale sarda, gli Amat confermavano le loro ricchezze sia a livello regionale che ussanese, in quanto, dice il professore, Don Giuseppe Amat San Filippo, che possiede vigna a stelladas di lire 15.000, metta casa grande di Pizzolo nella strada dritta del valore di lire 15.000, due censi sul patrimonio del marchese di Pasqua, da lire 12.500 lire, e a Ussana detiene terre e chiusi per lire 10.000, case nella strada dritta da lire 5.000, case a Stampacce, eccetera, eccetera. Nel 1830-31, per esattezza, il problema dell'istruzione era sempre carente, in quanto in paese su 8 consiglieri comunali solamente 2 sapevano leggere e scrivere. Nello stesso anno, 1831, le relazioni tra gli ussanesi e gli amici di monastero non erano tanto rose, dal momento che i conflitti attinenti al taglio del legnatico nella zona dei Serrasa portava le lamentele dei monasteresi, in quanto, recitano gli atti, venendo a conoscenza che la legna va crescendo in esso salto, e perciò vanno furtivamente al medesimo salto con carri e con qualche numero di persone, e non solo tagliano la legna germogliante e crescente, continua il testo, ma eziandio nescano la medesima dalle radici, il bogante tutto, de fondi a radici tutto, su saneses, e la conducono al loro villaggio, dove più gli piace per mezzo di carri, quindi attraverso i carri. Quindi questo sussanese che avanti in questa zona dei Serras e di bogante tutto de fondi a radici, finta dei ripilis. Qualche anno dopo, nel 1837, i regi delegati informano sulla presenza delle sanguisughe in paese, esattamente in Fluminimanno e anche in Flumineto. Infatti recita sempre il documento: Ussana, Fluminimanno e Flumineto, circa 6.000 sanguisughe in ogni zona. La pesca può avvenire tutto l'anno, eccetto in inverno, quando vi è troppa acqua e fredda. Quindi questo documento appunto molto importante, in quanto ci fa conoscere che i nostri fiumi erano ricchi di pescato, appunto, e soprattutto in questa circostanza viene evidenziata la presenza di molte sanguisughe. A questo punto noi affrontiamo la fine del feudalesimo ussanese, e in quanto i tempi erano pronti per mutare, diciamo, poi dovremmo analizzare ancora meglio se fossero stati pronti o meno, per mutare, appunto, dicevo, il sistema feudale, e così nel 1835 il regno aveva nominato una regia delegazione, la quale aveva il compito di stabilire il giusto reddito dei feudi, verificando quello che dichiaravano i feudatari, facendo delle comparazioni con quelle comunali, inoltre verificando la proprietà dei baroni e dei rispettivi loro diritti, della somma in denaro che guadagnavano ogni anno.
In questo modo si verificava e si decideva la somma da elargire appunto ai feudatari come rimborso, potremmo dire. E qua usiamo le virgolette. Ehm, Bisogna mettere in chiaro che la somma in denaro da dare al feudatario veniva decisa dove? A Torino, nel Supremo Consiglio di Sardegna, in cui molti che vi ci operavano appunto erano piemontesi apparentati con i feudatari presenti in Sardegna, quindi questa la dice lunga. Dunque si era scelta la via della contrattazione con chi? Con i feudatari appunto e del riscatto dei loro diritti feudali, dove lo Stato pagava la somma del loro valore. Evidenziamo che i lavori erano terminati il 21 maggio del 1836 e nel 1837 erano stati iniziati i riscatti dei feudi in Sardegna. I conti, potremmo dire, e gli accordi erano contrastanti dal momento che i feudatari volevano più del dovuto della rendita dei loro feudi. Infatti nel 1839 il Consiglio Supremo di Sardegna aveva fatto con i feudatari le convenzioni per il riscatto. Ma tornando indietro al 1835 appunto, per quanto riguarda Ussana, la Regia Delegazione aveva accertato il valore appunto della rendita feudale e di conseguenza la somma da pagare. Ma in seguito alla abolizione del feuro era nata una disputa tra il comune di Ussana e il barone di Sonso, ovvero Vincenzo Anastasio Amat, riguardo alla somma che il comune avrebbe dovuto erogare per riscattare le terre feudali, le quali sarebbero dovute diventare demanio pubblico. Recitano i documenti. Così il 7 settembre del 1836 il barone aveva valutato il feudo in lire 1033 e di conseguenza era stato avviato il procedimento giudiziario. La disputa riguardava l'ammontare della prestazione in grano e in orzo, ritenuta smisurata dagli amministratori locali. Dunque, se sconsiglieri comunali si depilano finita a se no, erano abbastanza svegli. Dopo tante battaglie, la giustizia aveva ritenuto valide le richieste degli ussanesi e il 29 luglio del 1839 il Supremo Consiglio aveva redatto la Convenzione del riscatto con chi? Con il barone Vincenzo Anastasio Amat di San Filippo, ovvero barone di Sorso, riconoscendogli 757 lire, 11 soldi, 7 denari per diritti feudali. Conclude il documento. Il comune, avendo posseduto le terre ex feudali, ora diventate demaniali, le ripartiva tra la popolazione che poteva sfruttarle come paberile e vidazzone. Quindi ricordiamo il paberile, quei terreni comunali dati per il pascolo, la comunità, ovvero, e il vidazzone sono quei terreni comunali dati a contadini, agricoltori, per meglio dire, per poter lavorare soprattutto a cereali. Ma le cose non erano tanto trasparenti in quanto il 24 dicembre del 1839 il Consiglio Comunale comunicava all'intendente generale, recita sempre il documento, affinché ne informi il governo che i terreni in questione su Benazzo Manno, quindi su Benazzo Manno per gli ussanesi est di questa zona facci del Sadanca andando a Concasa d'Onori, non sono del tutto paludosi come il barone di Sorso vuol far intendere. Quindi il barone di Sorso, molto astuto, per non usare un altro linguaggio, aveva cercato di non essere trasparente per quanto riguardava il terreno in essere, in quanto lo riteneva paludoso, quindi automaticamente di scarso valore. Ai Cinofie. In sostanza, il barone voleva far figurare i terreni come paludosi, appunto, quindi di minor valore, contrariamente a quanto affermava il rappresentante della comunità ussanese. Ragion per cui
i terreni dovevano stare sotto il controllo comunale, ma le cose non erano andate come sperato dagli amministratori locali, poiché era nata la cosiddetta proprietà privata, o quindi la proprietà perfetta, per così dire. Nonostante la proprietà privata, su Benazzo veniva utilizzato come pascolo per il bestiame del Sulugu, in quanto era diventato terreno ad imprevile, ovvero un terreno pubblico, aperto e incolto, passato a proprietà privata che poteva essere utilizzato gratuitamente dalla collettività secondo il regolamento della divisione dei terreni del 26 febbraio 1839. L'anno successivo, il 22 novembre del 1840, l'intendente provinciale aveva chiesto al Consiglio Comunale di Ussala dei resoconti e delle delucidazioni attraverso una relazione attinente all'economia locale con particolare riguardo ai paberili e vidazzoni e le trattative, o per meglio dire, e le relative produzioni ed estensioni. Ma non solo, il rappresentante del Regno di Sardegna voleva conoscere il numero dei possidenti e non possidenti, ovvero i capi famiglia, il numero dei terreni privati chiusi e aperti, il numero del bestiame, i terreni boschivi appartenenti al demanio, colti e incolti. Ed in particolare voleva sapere, recita il documento, quali ademprevili siano stati sfruttati dalla comunità ussanese durante il dominio feudale. Inoltre, l'intendente provinciale voleva conoscere i nomi dei terreni dell'Acana de Sabida, quindi confinanti con i paesi limitrofi, indicando le terre del demanio. In poche parole, l'intendente provinciale voleva sapere come il Consiglio Comunale avrebbe risolto i vecchi contrasti tra pastori e agricoltori, ma soprattutto attuare l'editto delle chiudende del 1820 che poneva fine a che cosa? Al sistema comunitario sardo. Nel 1840 la baronia di Ussara, attraverso un regio brevetto, era stata obbligata a versare annualmente la somma di 12.707 lire sarde alla Regia Cassa. Recita il documento: regio brevetto col quale si stabilisce in lire sarde 12.707 la complessiva annua somma che dal 1 gennaio corrente anno in poi dovrà corrispondersi alla Regia Cassa dai 12 comuni componenti i sopradetti feudi, a titolo di che cosa? Di contributo redimibile e non redimibile. Bene, quindi qua stiamo dando questo quadro collettivo della nostra economia, legata soprattutto al sistema comunitativo sardo, in questo caso sanese, che pone fine o si avvicina alla chiusura del sistema feudale. Potremmo dire, anche se potremmo anche analizzare meglio la situazione post-feudalesimo ufficiale sardo. Tra il 1841 e il 1842 erano stati stabiliti i confini con i paesi limitrofi di Serdiana, che si chiamavano Isboscusu, tuttora, Fidrigu, Samizza del Sollastu, Isguardiasa, Monti de Trecenta. Con Donori il confine era Monti de Trecenta, Serra ed Ulas, Bacubas, con Samazzai Salacalesi con Campo Garredoriu, Tradori, con Nuramenis Bacco de Gavoni, Bacco de Scova, con gli amici di Monastir, Montigi, su Tristivillo, Ismagronesi, su Vardu, Monti Alcuzzu, su Brunco Arruviu e i Serras. Nel 1843 Don Giovanni Siotto Pintor, no?
uomo potentissimo in Sardegna, aveva ottenuto dalla Reale Udienza la concessione della palude del Subbenazzeto, come testimonia la seguente. Giudice della Reale Udienza, concessione al medesimo della palude posta nel territorio del villaggio di Ussa detta di Mausinu, ossia Subbenazzeto, dell'estensione di sterilli metrici 42, ragguagliati ad aree 40 ognuno. Subbenazzeto è sempre questa zona dessa Ilha del Donore, a faccia di essere anche sul governo, il primo fascista che sarà anche del suo governo, il Cras negli anni 80, adesso è Agris. Bene, sempre nel 1843 erano stati riscattati tutti i 100 feudi sardi dalle mani dei 51 feudatari, i quali avevano ricevuto assai più denari del giusto, in quanto le loro manfrine, come vi ho accennato prima, e le loro raccomandazioni presenti in Torino li avevano favoriti tantissimo. Inoltre le terre di diversi feudi erano già gestite o rimaste nelle mani dei principali stessi. Infine il riscatto era rimasto nelle spalle delle comunità, le quali avevano visto aumentare immensamente le tasse. Quindi, andando avanti, il Consiglio Comunale, sempre nel 1843, aveva chiesto al viceré di poter seminare a Soceria il terreno de Susiddu, in modo tale da ricavarne i soldi per la costruzione del famoso nuovo ponte, ma erano dovuti passare diversi anni affinché alla struttura venisse riconosciuta l'urgenza per essere elevata, in quanto nel 1855, continua il documento, il genio civile aveva riconosciuto l'urgenza di costruire il ponte. L'anno successivo, nel 1844, veniva nominato sindaco Demetrio Sede, carica che aveva rivestito appunto fino al 1865, anno della sua morte. Demetrio Sede era un uomo del potentissimo per quanto riguardava l'economia ussanese, gestito fino alla fine degli anni 70, diciamo, tutta la sua famiglia, molta economia legata all'agricoltura e alla pastorizia. Bene, l'anno successivo rammentiamo che Bernardo Carta veniva nominato sacerdote di Ussana, ovvero nel 1845. A questo punto voglio evidenziare il lavoro elaborato da Langius, il quale Langius Casalis, il quale ci presenta una ricerca sul campo che ci ha lasciato importanti e utili testimonianze attinenti il mondo socio-economico ussanese del tempo, appunto, come testimonia il suo lavoro, il loro lavoro, appunto. Recita integralmente il documento. Popolazione. Nel censimento del 1846 si numerarono in Ussana anime 1154, distribuite in famiglie 273 e di case 266. Distinguevasi poi, secondo le condizioni domestiche, il totale dei maschi 569 in scapoli, dunque in scapoli 333, ammogliati 222, vedovi 14, mentre il totale delle femmine riguarda 585, in zitelle 291, maritate 229, vedove 65 e così. Il movimento della popolazione dà le seguenti medie: nascite 40, morti 22, matrimoni 10. Continua la ricerca. La professione generalissima è l'agricoltura. 60 persone attendono alla sartoreria, alla muratura, ai lavori in legno e ferro. Ussana ha circa 20 persone esperte della musica delle zampogne, i quali sono condotti a certi patti in altri paesi, per servire alla pubblica ricreazione. Di chi? Della gioventù. Le donne si occupano nei tessuti di lino e lana,
e si hanno non meno di 220 telai, tutti però di antica forma, continua Langius Casals. La scuola primaria vi fu aperta, ma con poco profitto. Nelle terre dei Campidani intendesi il beneficio dell'istruzione popolare meno che altrove. Agricoltura. I terreni di Ussana, come gli altri vicini, sono di gran fertilità, se non contrari la vegetazione e la condizione atmosferica. La solita misura della seminazione è di starilli 3.000 di grano, 500 tra fave e legumi. Di lino si semina non più che vogliasi del bisogno delle famiglie. La fruttificazione, ordinaria comune, non è meno del decuplo. Le specie ortensi, continua il documento, sono coltivate in una estensione considerevole di terreno non solo per la consumazione del comune, ma per venderne altrove, e massime nella capitale, dunque in Castello, se Spagna sa vendita. Le vigne occupano uno spazio minore di quello che parrebbe giusto per il solo approvvigionamento del paese, onde devono domandare ad altri paesi quello che manca. Né questo dipende da che non vi siano terreni buoni, giacché nelle piccole colline, che sono prossime al fiume, ed in quella maggiore, che sorge a circa mezz'ora dal paese alla parte di Greco, si trovano le condizioni più felici, che domanda questa specie per la sua prosperità, ma perché non è molto idoneo il terreno circostante al paese, continua il documento, dove si sogliono piantare le viti. Pastorizia, dunque siamo piega sulla storia. Il bestiame di servigio consiste in circa 200 giughi, o cappi 500, in cavalli e cavalle da sella e da basto 50, in giumenti 120, i quali pascolano nei territori particolari e nel prato comunale, ma non sempre, perché si provvede alla loro sussistenza con provviste sufficienti per il caso che manchi il pascolo naturale. Il bestiame rude, e siamo in conclusione, numera vacche 130, porci 300, pecore 7.000. Il prodotto si smercia nel Campidano e nella capitale. L'apicoltura è praticata da pochissimi e si avranno al più 500 alveari, conclude Langius Casares. Quindi, grazie anche a questa testimonianza, abbiamo visto come in Ussana la maggior parte della popolazione era impegnata nel mondo agropastorale, dunque de San Laurera e de Savastoria, ma l'economia e il potere politico-amministrativo era nelle mani di poche famiglie, tra le quali spiccavano quella dei Sedda e degli Amat di San Filippo. Quindi a questo punto arriviamo a, o meglio andiamo avanti e presentiamo come il problema della creazione del ponte nuovo era sempre aperto, poiché nel 1848 il Consiglio Comunale aveva trasferito dei fondi destinati alla scuola per la costruzione del ponte nuovo con la somma di 1834 lire. Quindi da un anno dobbiamo rammentare che nel 1847 era avvenuta la fusione perfetta con gli stati di terraferma continentali, quindi il Regno di Sardegna era confederato in Piemonte, il Ducato di Savoia, Contea di Nizza, eccetera. Quindi, tornando a Ussa, nel 1848 era entrata diciamo che Ussa, per meglio dire, nel 1848 era entrata a far parte della divisione amministrativa di Cagliari, la quale nel 1859 era diventata provincia, quindi provincia di Cagliari. Per la comunità ussanese eh, il problema del legnatico era sempre aperto in quanto vi si dovevano redigere contratti con i paesi limitrofi per il taglio appunto e in particolar modo con gli amici di Serdiano.
i quali si lamentavano spesso per il modo brutale attuato dagli ussanesi. In sostanza si erano tradotto tutti gli ussanesi. Infatti, in un documento del 1851 vediamo come il 2 ottobre l'intendente generale dava ordine di sospendere il taglio nel salto di Padenti Spurusu per mancanza stipulazione da parte del sindaco di Ussana del relativo atto di sottomissione col demanio. Il sindaco, in possesso della sola autorizzazione provvisoria rilasciata dall'intendenza generale, pubblicò un manifesto attraverso il quale permetteva ai suoi amministrati di operare il taglio degli alberi senza prescrizione delle necessarie cautele. Luca, se tu senti che va che ferradeggio pure, no? C'è. Gli ussanesi si recarono sul posto e devastarono barbaramente il bosco, uscendo dai confini stabiliti e sradicando i giovani alberi. In seguito a questo fatto, i rapporti tra i due comuni si deteriorarono tanto che il Consiglio di Serdiana non volle più concedere autorizzazioni alle comunità ossanesi. Dunque abbiamo smettato prima con i serdianesi. Andando avanti negli anni, il 21 di novembre del 1855, l'intendente generale aveva autorizzato il sindaco a prelevare 750 ettolitri di grano dal monte di Soccorso per impiegarne il ricavato della vendita nella costruzione del ponte. Recita ancora gli altri. Ci avviciniamo all'Unità d'Italia e nel 1858 il sindaco Demetrio Sedda aveva fatto selciare le strade ussanesi, quindi cominciamo ad abbellire anche, decorare anche il nostro paese. L'anno successivo, nel 1859, veniva diciamo, il tempo non era stato tanto clemente in quanto per gli ussanesi era stato un anno orribile perché le campagne erano state colpite dalla criptoma rendendo sterili i vigneti e di conseguenza causando una grave crisi. Ma non solo, anche l'inverno era stato così freddo da far morire tanto bestiame. Infatti a Ussana c'erano 356 buoi e ne morirono 20. Su 176 vacche ne morirono 73. Quello più colpito era il settore ovino, in quanto su 780 pecore ne morirono 722, quindi dasias perdias. Anche i maiali, nonostante la loro resistenza al freddo, furono colpiti in quanto ne morirono 20 su 170 presenti in tocco. Per cui Ussana aveva dovuto patire anni di miseria. In questi anni in cui si stava arrivando all'unità del Regno d'Italia, il mondo di Sardegna vedeva crescere il numero di padroni da Meris e Merigeddus, i pastori e i contadini litigavano sempre più a causa delle terre, ormai i piemontesi stavano disboscando dalle radici senza limiti il nostro territorio, dei boschi, i nostri boschi, e le miniere erano sfruttate come non mai era accaduto in passato. In conclusione, le tasse erano sempre più illimitate. Il 17 marzo del 1861, dal Regno di Sardegna era nato il Regno d'Italia e i problemi dei sardi non erano affatto mutati e Ussana faceva parte della provincia di Cagliari. Chiudo questa parte della nostra Ussana a partire dal 1820, dall'editto delle chiudende all'Unità d'Italia, dandovi appuntamento alla prossima con saluti e trighi. In buon'ora.